Stagione 2022-23, siamo a Gravina dove lo Sport Club farà ancora una stagione dopo l'anno scorso la Serie C Gold, quest'anno con coach Giuseppe Guadalupi. Ciao Peppe. Ciao Roberto. Sei felice che sei tornato a Gravina dopo tanti anni di assenza? Quando mi ha telefonato Davide Cavazza, il direttore sportivo, non ci ho pensato un attimo, appena me l'ha proposto, siccome avevo un ottimo ricordo del mio trascorso a Gravina, ho accettato. Promozione, subito. per esempio. Esattamente, subito, senza problemi. Esatto. Anche se, voglio dire, quest'anno, insomma, possiamo dire che comincia un nuovo ciclo, perché dall'anno scorso mancherà Sant'Onofrio, mancherà Florio, mancherà Garello, mancherà Severin e Spina. Spina, spero che riprenda il più presto, Sortino, che ha fatto l'ultima parte della stagione, non ci sarà, insomma tanta gente che l'anno scorso, insomma, aveva tanto minutaggio, da quest'anno non ci sarà più. Abbiamo introdotto tanti giovani, abbiamo promosso tanti ragazzi dalla Serie D alla C Gold. Tipo bimbi come la Mantia Magri, per esempio? Per loro sicuramente è un ritorno. Sono anzi felice che Giuliano, insomma, che aveva, diciamo, abbandonato la Serie C per motivi di lavoro, abbia risolto e quindi può tornare a giocare in prima squadra. Il ritorno di Magri, insomma, stiamo lavorando per fare il meglio possibile. Anche perché essendo una stagione di transizione alla fine ci sta voler far giocare un pochino i ragazzi cresciuti in casa. Io anche avevo questa idea che sarebbe stato un anno di transizione. E invece? Prima Milazzo, poi Piazza Armerina, hanno dimostrato subito le intenzioni. Poi piano piano il Basket School, Castanea, insomma tutti si stanno attrezzando sicuramente. Diciamo che non puntano alla promozione, tranne Milazzo e Piazza Armerina, ma sicuramente ci tenteranno, e quindi noi, cioè io che avevo pensato che fosse un campionato di transizione, ci stiamo accorgendo che invece tutti vogliono fare bene, e di conseguenza anche noi cercheremo di fare il meglio possibile. Per esempio con il Serbo, che mi pare abbia anche delle buone statistiche, non l'ho mai visto giocare, però si presenta bene forse. Per esempio con il Serbo, sicuramente diciamo che il settore giovanile del Gravina pecca di lunghi, quindi un acquisto che dovevamo fare sicuramente era prendere un lungo. Abbiamo preso questo ragazzo serbo che, insomma, dalle statistiche, dai video si presenta bene, e lo scopriremo come tutti gli altri, d'altronde, tutti quelli che hanno preso a scatola chiusa, lo scopriremo strada facendo. Quest'anno davanti al CUS farai un po' Giarre con l'eccellenza under 15, un po' qui, quindi sarà un po' anche un riadattamento per te forse. Sì, avevo già preso un impegno con il settore giovanile con il Giarre, per cui naturalmente l'ho mantenuto, certo. Che però insomma, compatibilmente è una cosa che si può fare tranquillamente, per cui spero di dare soddisfazione sia al Giarre che al Gravina. Giustamente. Nello staff chi ci sarà, a parte Marco Lofaro che fa la preparazione? Fabio Lazzari è stato confermato anche, di cui io sono estremamente felice. Fabio l'ho allenato da ragazzino, l'ho visto crescere, poi ha intrapreso questa carriera da allenatore sotto la spinta di Peppe Marchesano, di suo zio. A me fa solo piacere che ci sia Fabio a darmi la mano e non un altro. Anche perché è un altro giovane. Esattamente. Ma poi Fabio, insomma, già da quando era ragazzino aveva questa cosa di fare all'epoca l'allenatore in campo, adesso lo fa allenatore in panchina. Esattamente. Grazie mille Peppe, buon allenamento. Grazie. E ci vediamo presto. Grazie a te Roberto, ciao.